genitori, da una cosa che comunque non si aspettavano, secondo me, che diventasse così. Però sono entrati in un mondo sconosciuto, con tanta buona volontà e tanti sacrifici, un po' anche di incoscienza, secondo me, da parte loro. Incoscienza che in quegli anni si poteva fare, in quegli anni si poteva fare e in quell'incoscienza hanno fatto tanto. Adesso magari è un po' più difficile, secondo me, perché devi essere molto preciso su tante cose, avere gli occhi anche dietro per accontentare i clienti. Però se sei bravo a fare questo, la qualità, il servizio, la buona volontà, tutto ciò paga. Questa struttura l'hanno aperta i miei genitori nel 2000. Struttura, tutta questa, no, ti parlo di un piccolo agriturismo, quindi la metà di questo e di 2 appartamenti che sono qua vicino. Il resto degli appartamenti erano tutti vecchie rudi, cioè fienile, porcilaia, vecchi magazzini abbandonati comunque. Nel 2000 hanno iniziato a lavorare così, dalle prime volte, il primo piatto di gnocchetti, il primo pezzetto di maialetto che hanno portato fuori. Ristorazione non ne avevano mai fatto perché mamma aveva un posto statale alle Ferrovie dello Stato, quindi tu immagini 3 volte che si incavola con noi e dice mamma, e anche noi glielo ricordiamo, ma come hai fatto a lasciarti il posto statale? Quindi parliamo, lo sai bene, di 13esimo, 14esimo, però penso che anche per loro sia una soddisfazione vedere che poi noi, i figli, stiamo portando avanti questa attività. Da io, mia sorella e gli altri 2 che stanno seguendo lo stesso. Ci sono altri 2 fratelli. Questo non lo Certo, sapevo. va all'università e poi durante l'estate viene, ci dà una mano. E uno un po' più piccolo lo stesso che contribuisce qua in azienda. Poi tentiamo di accontentare il cliente in tutte le sue esigenze. Quindi non è che abbiamo un menù chiuso dove loro vengono, c'è quello, mangiano quello e basta, no? Loro vengono qua. Oggi, come avete gustato voi, vari prodotti, no? Quindi avete fatto un menù completo, però molte volte viene un cliente qui, io tento di fidelizzarlo il cliente, ecco. Certo. Quindi un giorno viene, mangia, magari ha voglia solo di un piatto di pasta, propongo vari primi, naturalmente io comunque propongo sempre pietanze tipiche con storia e tradizione della nostra isola, quindi ti parlo di un esempio, gnocchetti alla come hai mangiato oggi con il ragù d'agnello, i gnocchetti alla sarda, i ravioli, la fregola, le panafittas, la zuppa gallurese, pasta fresca, quindi hanno un'ampia scelta. A volte vengono, magari hanno voglia solo di un pezzetto di carne, gli faccio solo quello, quindi tratto dall'agnello alla pecora, al maiale, al cinghiale, al vitello, sempre di utilizzare un prodotto fresco, genuino. Il giudizio poi alla fine spetta sempre al cliente, se utilizzi un prodotto così. Qualità, io ho sempre dell'idea che paga. Ora la cucina è più valorizzata comunque dalla televisione, dai media, da tutto, e quindi e soprattutto non è che si è tornati indietro, comunque ora si cerca il prodotto sano, il prodotto vero, il prodotto genuino, e quindi io questo l'ho capito bene, punto molto a questo, quindi non abbiamo fatto solo investimenti in agriturismo, attenzione, l'azienda agricola l'abbiamo rinnovata, dalla A alla Z, il nostro prodotto è ben curato, da quando nasce a quando lo portiamo qua dentro in agriturismo. Questo è grazie anche al mio terzo fratello, che lui sta studiando in agraria, ci ha fatto fare degli investimenti giusti, da lì io prendo un prodotto al top, e qui poi lo dobbiamo trasformare al meglio, però è anche più facile, poi alla fine è così, perché se prendi il prodotto buono non c'è bisogno di salse, salsine, contorni, no. Il prodotto buono può essere una semplice grigliatina con un po' di olio, sale, e il sapore ce l'hai lì. Prima ha iniziato mia madre in cucina, quindi io ho imparato molto da lei, perché lei proprio lo fa per passione. Ma una cucina meno sofisticata rispetto all'ultimo che collabora, Gianfranco, che ti ho fatto conoscere, collabora con me, che è l'unica persona che proprio dopo mamma a occhi chiusi entro lì e mi fido, che io sono molto pignolo, non mi fido di nessuno, e quindi al cliente tu lo devi far sentire tranquillo, non lo devi far agitare quando c'è una cosa che non conosce, quando tu gli mostri fiducia a lui è tranquillo,
Quindi tu gli porti quel prodotto, io gli faccio capire che gli sto portando un prodotto buono, che lui apprezzerà. E lì poi nasce quel rapporto che poi lo fa tornare perché dice cavolo, io di Pasquale mi fido, sono tranquillo. Gli faccio uno squillo: Pasquale, oggi cosa ci prepari? Fai tu. Quindi prima di tutto il gruppo che deve investire su te stesso, e quindi cresciamo, perché noi siamo ragazzi, non è che io ho lavorato con professionisti, no, passione, vedere. Poi ora collaboro con un bravissimo cuoco che tento sempre di tenermi stretto, perché il cuoco per me è molto importante. Non è cioè la figura del cuoco, la persona di fiducia. E il posto poi è importante comunque. È il terzo elemento però, perché la prima cosa è il gruppo, la qualità del prodotto, la location. Questo è il terzo elemento. Questi sono i 3 elementi che poi ti possono portare al successo dell'azienda: gruppo, qualità e location. La location, come ti stavo dicendo poco fa, è molto importante, perché comunque poi alla fine la roba buona, tutto quello che ti ho parlato, però poi la pulizia, l'ambiente, quello è importante. Poi Una cartolina. una cartolina che l'ho messa al terzo posto, perché quella devi essere bravo a sfruttarla. Perché comunque tu puoi avere il posto più bello del mondo, puoi avere ristoranti anche sul mare, se non sei bravo, lavori, hai più giro di clienti. Qui è molto più difficile lavorare, perché qui il cliente viene perché ti conosce. Le famiglie con bambini qua devono trovare innanzitutto l'accoglienza, sentirsi in famiglia, far sentire sicuri i loro bambini. Se il bambino, quando viene qua, se il bambino è felice, i genitori torneranno, perché tanto si vive per loro. Puoi dire tutto quello che vuoi, a te non piace. Se tuo figlio ti dice che il prossimo anno vuole tornare qui e tu lo vedrai felice, sorridente, tornerai qua, che ti piaccia o no. Troveranno fiducia, troveranno una bella famiglia, e poi devono conoscere proprio tutte le specialità e tutto quello che si trova in un'azienda agricola. Io mi permetto, dopo la stagione, di viaggiare, di uscire, di vedere, perché comunque devi aprirti la mente a tutto. Però poi la vacanza finisce, non vedo l'ora di tornare, rimettermi in moto e ripartire. Ho preso idee da una parte, ho preso idee dall'altra, però poi riparto con la mia idea, che per me è la migliore. Dico sempre una cosa, il mio motto: circondati di persone fedeli e sii amico dei nemici, sempre. Perché i bambini, secondo me, negli ultimi anni si stanno allontanando dalla realtà della natura, dell'azienda agricola, degli animali, vivendo magari maggiormente in città, avendo come babysitter un telefono, una TV. Forse il contatto con la natura li fa tornare a ciò che poi sono stati i nostri pilastri. Le nostre generazioni sono cresciute all'aria aperta, a giocare a nascondino, a 2-3 stella, e invece loro hanno come babysitter un Marcia e Orso, un Tom il pompiere, e quindi venire qua li farebbe tornare alla natura, li farebbe staccare dall'essere cibernetici. Troveranno tanti spazi aperti dove giocare, troveranno in contatto con gli animali, quindi la mattina svegliarsi e poter visitare l'azienda agricola, quindi vedere il maialino che cresce in 20 giorni e si trasforma da un maialino a maiale, l'agnello si trasforma in pecora, i cavalli, vedere quel che mangiano, parlare e capire ciò che ci spinge a farlo a noi ogni giorno. E lo spirito, l'amore che ci hanno insegnato i nostri genitori per il lavoro, e la forza d'animo di continuare, di non abbatterci, di tenere alta l'azienda che i nostri genitori ci hanno lasciato e farla diventare sempre più grande. Questo è l'obiettivo che ci siamo preposti insieme con i miei fratelli, perché a 30 anni avere una realtà del genere si è solo che fortunati, farsela scappare da stupidi. Il nostro hashtag è diventato in Sardegna non solo per il mare, perché sì, prima si consigliava ai clienti tutte le calette in zona, e invece no.
Nei nostri dintorni ci sono tante attività sportive, tanti posti storici da visitare, attività sportive come per esempio la discesa in kayak con Vittorio Marras, la scuola di windsurf con Antonio Egris, la vela con Marco Cosso, il battello con sul Coghinas con Giosuè Serrelli. Oppure visitare il parco archeologico di Vidalba, le terme di Casteldoria, le cascate a Martis, fare un giro tra le chiese di Nulvi, il centro storico di Castelsardo, che è uno dei borghi più belli dell'Italia. Anche solo fare una passeggiata sul lungomare di Valdoria e vedere tramontare il sole, quello è uno degli spettacoli più belli secondo me, che ci ripaga di vivere in Sardegna. L'ha fatto inconsciamente intorno ai 15-16 anni. Si è ritrovata dentro a correre tra i tavoli quando era ancora una ragazzina, aiutando i propri genitori. E questo ha fatto sì che mi ha insegnato il valore dei soldi, mi ha insegnato il carattere che ho, perché ti pone a stare a contatto con tanta gente e ti fa crescere, ti educa e ti istruisce volontariamente. E oggi mi ritrovo a 28 anni, tra i tavoli, a realizzare il sogno con i miei fratelli di continuare l'azienda. Ed è un lavoro che odi e ami. Odi perché magari ti toglie alcune feste in famiglia, ti toglie magari le vacanze d'estate, però lo ami quando il cliente ti parla di te tra gli amici, ti vanta, ti fa conoscere involontariamente e gratuitamente presso la sua piccola realtà. E questo è importante. Al Monte Solargi vi aspettiamo per vivere con noi i nostri animali, far vedere come si cresce insieme all'aria aperta. Non solo andando al mare, ma facendo anche solo passeggiate all'aria aperta. Venite a trovarci, ci sto mettendo la faccia perché non ve ne pentirete di questo posto, e ve lo assicuro.